Oggi, 13 febbraio 2011, le donne e gli uomini scendono in piazza a protestare in tutta Italia. Noi siamo in Piazza d'Italia e andiamo a chiedere le opinioni dei partecipanti. Che cosa chiedono oggi le donne italiane? Di essere rispettate, perché è uno schifo, in questo momento veramente è uno schifo proprio. Perché è uno schifo? Il rispetto, perché se ne parla come se fossero delle cose ormai. A me dispiace perché tutte le lotte che abbiamo fatto mi sembra che sono andate perse. Ma prima com'era secondo lei? Ma prima quando? Perché nel momento che abbiamo fatto le lotte sembrava che qualcosa si fosse mosso. Adesso mi sembra di essere andata proprio indietro, proprio come ai tempi delle nostre nonne. Ecco. Quindi lei non vede evoluzione? No, assolutamente no. Il significato della manifestazione di oggi? Beh, è bello vedere tante donne insieme, ecco, quando c'è questa unità così mi commuove anche. Provo l'emozione dei tempi del 68. Lei ha vissuto il 68? Sì. Ha partecipato alle manifestazioni del 68? Sì. Io ho fondato la prima sezione nel mio paese dell'UDI, Unione Donne Italiane, è stato bellissimo. E poi cosa è successo nel corso degli anni? È successo che un po', vabbè, le ragazze, i giovani secondo me non hanno portato avanti questo discorso e un po' perché alcune donne hanno confuso il fatto di diventare come gli uomini, ma non è quello che volevamo. Noi volevamo essere non come loro, rispettare la nostra diversità. Si è confuso un po' la cosa, no? Ecco, non volevamo essere come gli uomini, rispettare la nostra diversità e non è l'uguaglianza sì, perché avere le stesse opportunità, ma non confonderci facendo le cose che fanno gli uomini. Ecco, questo è stato quello che secondo me non è andata. Ecco. E non crede che abbia responsabilità la famiglia? Beh, la famiglia sì, infatti ci sarebbe da parlare per centinaia di ore. Erano molto fieri di sé e della loro infanzia. Va bene, la ringrazio. Chiacchieravano, ridevano. Appena l'ebbe osservato. Che cosa chiedono le donne italiane oggi? S'accorse che una Ma sicuramente chiedono di avere un posto di dignità rispetto alla società. La nostra è una società fortemente maschilista, non niente in contrario, per carità. Però abbiamo bisogno di pari opportunità reali. Secondo lei che cosa potrebbe creare queste pari opportunità nella società italiana? Ma sicuramente un cambiamento culturale negli uomini e una richiesta forte da parte delle donne che hanno comunque delle responsabilità. Certo, quali sono le responsabilità delle donne? È una bella domanda, sono tante, sono condizionamenti culturali che vengono da lontano. Bisogna liberarsi di questo, bisogna educare le donne in una maniera diversa e noi madri abbiamo delle responsabilità. Lei crede che nelle menti dei più giovani si stia radicando un'idea mercantile dei rapporti umani? Beh sì, per certi giovani sì, ma non credo che lo sia per tutti. Lo trattavano come un loro pari. Solo per una piccola parte. Non so se piccola o grande, c'è una parte comunque. Lei perché è qui oggi? Sono qui perché voglio esserci e se non ora quando? La ringrazio. Che cosa chiedono oggi le donne italiane? Ma prima di tutto le donne sarde, che sarebbe molto importante riappropriarci di quello che è sempre stato il grande potere delle donne sarde, quello di essere autorevoli, prima di tutto, non autoritarie, di insegnare ai propri figli quali sono i doveri e i diritti, ma di tutti i cittadini, non solo delle donne, sia delle donne che degli uomini. Insomma, mi pare che si debba fare non qualche passo indietro, ma che si debba imparare dal nostro background, perché le donne sono sempre state importanti nella nostra società. Non deve essere certo un vecchio bavoso a renderci ridicole, questo mi sembra ovvio. Ma non parlo soltanto a livello nazionale, parlo soprattutto a livello locale, perché ciò che succede nella penisola poi
prima o poi si ripercuote anche nella nostra società. Basti vedere l'intervista che hanno fatto poco tempo fa ad una delle madri di queste ragazze, chiedo scusa, non ad una delle madri, alla madre di una ragazza giovane. Le è stato chiesto, dice, se a sua figlia le avessero offerto questa opportunità, lei cosa direbbe? Ah, direi magari. Ecco, questa è la conseguenza di questi avvenimenti. E molte persone, soprattutto mamme, insegnano alle figlie che per arrivare bisogna spogliarsi, che non conta come ci si arriva agli obiettivi, l'importante è arrivare. Machiavellica, no. Machiavelli non intendeva esattamente questo, intendeva che per arrivare ad un obiettivo bisogna fare di tutto per arrivarci, senza calpestare se stessi però. Quindi lei crede che si stia radicando sempre di più, sia nei giovani ma anche nelle famiglie, l'idea mercantile dei rapporti umani? Sì, io penso di sì, anche perché si predica bene e poi si razzola male, perché se tutti guardano trasmissioni come Il Grande Fratello, è evidente che qualcosa di interessante ci ritrovano, no? Quindi le persone con un certo spessore possono anche guardare queste trasmissioni in maniera distaccata e poi continuare a vivere secondo le proprie idee, secondo la propria educazione. Ma non tutte hanno questo spessore e quindi non so, io direi che bisogna riorganizzarla bene questa società e far capire come devono essere educati i figli. Forse sono l'ultima persona a poter dire come devono essere educati i figli, perché io figli non ne ho. Però vedo i risultati attorno a me e nell'ambiente di lavoro e nella società in genere. Basterebbe, non so, salire su un autobus a Sassari. Io non mi sarei mai sognata di lasciare in piedi una persona anziana, mai. I ragazzi alle 8 del mattino salgono spintoni a destra, a manca, non gli importa niente se c'è una persona che non si muove bene o che sento l'autobus zeppo, sta in piedi, magari barcollando, cioè deve essere una persona già adulta a dire loro alzati, fai sedere la signora. Mi sembra veramente vergognoso. Cioè i genitori dove stanno? Che cosa hanno insegnato ai propri figli? Era chiaro che prima o poi saremmo arrivati a questo punto, no? Lei sente una perdita dei valori, del rispetto, della democrazia? Sì, ma il rispetto dei valori e soprattutto della democrazia inizia dall'ambito familiare, cioè dai piccoli nuclei della società. Se nei piccoli nuclei già non si inculcano queste forme di rispetto per il diritto e per i doveri soprattutto, è chiaro che poi, allargando la visione a nuclei più ampi, succederà la stessa cosa, così a livello regionale e così a livello nazionale poi. Non dimentichiamoci che la nostra società è fatta di persone, di tante persone, una diversa dall'altra, e che quindi se non sono seguite fin dalla nascita, fino a quando hanno l'età della ragione, quindi possono pensare con la propria testa e quindi con un bagaglio culturale e educativo già solido, è difficile che poi riescano a comportarsi in maniera civile, diciamo pure civile, cioè nel rispetto di chi ti sta intorno. Qualcuno diceva che la propria libertà finisce dove inizia quella degli altri, non dimentichiamocelo mai questo. La ringrazio molto. Secondo lei che cosa chiedono oggi le donne italiane? Chiedono di riprendersi un ruolo appunto di dignità, un ruolo attivo, un ruolo partecipe, un ruolo che ci consenta di guardare in avanti a testa alta e non di vergognarci di essere in un paese che non ha più. Secondo lei in Italia molte donne si vergognano? Sì, forse purtroppo ancora troppo poche, però sì, spero almeno che si vergognino in diversi, che si indignino, che si arrabbino, che sappiano guardare avanti.
secondo lei perché sta prendendo piede l'idea mercantile dei rapporti umani rispetto ai valori di cui appunto parlava prima? Perché questa è una società costruita su certi disvalori che sono stati veicolati da un certo tipo di TV, da un certo tipo di stampa. Quindi è facile che questo vada avanti. Va bene, la ringrazio. Che cosa chiedono oggi le donne italiane? Rispetto. Il significato di questa manifestazione oggi? Beh, è importantissima per la donna, veramente, per trovare nuovamente il valore della donna vera. Grazie. Anima e cervello, differenti l'une dalle altre per caratteri, idee e sogni. Non siamo nate né per servire l'uomo né per rimanere nei gradini più bassi della società per adempiere ad un unico scopo della vita, quello di pulire la casa, allevare i figli e divertire il nostro uomo. Noi siamo donne forti e intelligenti, esattamente come un ragazzo della nostra stessa età. Come tali ci spetta lo stesso diritto di realizzare i nostri sogni senza scendere a patti, senza diventare merce nelle case di qualche pezzo importante, senza dare il nostro corpo in cambio di un lavoro. Siamo donne e dobbiamo lottare perché si comprenda questo problema importante, per far aprire gli occhi a quelle che, come noi, sono vittime di questa ideologia malata che, da secoli, avvelena e uccide la società umana. Perché oggi sei qui? Sono qui perché sono contro la... Non mi piace come la donna viene vista in questo periodo, o come è stata vista anche prima. Il problema non è... Una donna è vero, è padrona del proprio corpo, può fare ciò che vuole. Il problema è quando il modo in cui una donna si pone viene generalizzato e soprattutto viene quasi incoraggiato. Cioè una donna viene quasi incoraggiata a prendere le vie facili, a dare il proprio corpo per avere favoritismi, quando ci sono tantissime donne che invece si impegnano per avere quello che hanno. E non è giusto che invece vengano valorizzate quelle che prendono la via più facile. E dunque sono qui perché sono d'accordo con questa manifestazione per far vedere quante donne invece si impegnano e fanno vedere quanti virtù hanno, e non hanno solo la bellezza o comunque solo la disponibilità verso altri uomini, ed è per questo. E secondo te perché viene incoraggiato questo atteggiamento dello scambio corpo come merce in cambio di qualcos'altro? Beh, credo perché ci sono certi uomini o comunque anche certe donne che pensano che non sia necessario avere qualcosa da dare invece del proprio corpo, non sia necessario avere dei talenti, impegnarsi. Pensano che comunque dare il proprio corpo sia uno scambio merce, solo che non lo vedo come qualcosa di molto virtuoso. Che cosa chiedono le donne italiane oggi? La serenità, il lavoro, la tranquillità, la scuola, la sanità, e non nascondere tutte le cose che noi diciamo, perché poi uno parla, però le cose vanno sempre sotterrate, dette quelle che vogliono farci capire le persone che ci tutelano, che dovrebbero tutelarci perlomeno, però non ci tutelano, se ne fregano, perché loro hanno il benessere, stanno bene, chi sta male se ne frega di noi, capito? Loro chi? Loro, i nostri parlamentari, tutti quanti, destra e sinistra, perché la destra ha il potere e comanda, la sinistra non è all'altezza di combatterli, perciò finisce così. Che cosa ci vorrebbe secondo lei? Innanzitutto buttare giù il Premier, ma proprio giù, sotto, più sotto di così non si può. E poi governare, ma non dagli uomini, dalle donne con le palle, veramente. Perché ce le abbiamo le donne che possono fare le cose fatte bene. Tutto qua, non chiediamo molto, chiediamo poco, un po' di benessere per loro e per noi. Buongiorno. Non a caso
Anna vi ha ricordato che sono ambasciatrice dell'Unice. Molti di voi, qualcuno di voi forse ieri ha letto il mio articolo sulla Nuova Sardegna, nel quale attestavo la mia solidarietà e anche la mia pietà e il mio augurio perché possano avere una vita diversa alle 3 minorenni implicate in questa storia lurida che ci sta travolgendo e infastidendo anche ormai da mesi. Nella Convenzione dei diritti dei bambini si tengono in considerazione le persone che non hanno 18 anni, anche se, soprattutto negli ultimi tempi, spesso dai 15-16 anni in poi il fisico è quello di un adulto. Ma tutti sanno, tutti quelli che hanno avuto in casa un adolescente, che il fatto dell'altezza, il fatto dello sviluppo fisico, nel caso delle ragazze, il fatto di una, diciamo, equilibrio di curve uguali a quelle di una 25enne, non significa assolutamente che la mente, l'affettività eccetera siano già arrivate a una maturità tale da poter permettere delle scelte. Tutte le persone al di sotto dei 18 anni vanno protette e vanno educate. È una parola che oggi ci viene rinfacciata. Voi che ci volete educare pensate di essere migliori di noi. Gli adulti si educano sempre vicendevolmente, con l'esempio, con le parole, con i fatti. I ragazzi li dobbiamo educare con l'esempio, li dobbiamo educare con i modelli, li dobbiamo educare con la nostra coerenza di vita. Secondo me non è un caso che a questa mobilitazione abbiano aderito 2 persone per le quali io ho una grande stima. Pia Corso, mi pare che si chiami, e Carla, non mi ricordo il cognome, che sono più note come le 2 lucciole di Pordenone. Sono 2 prostitute che hanno fatto una battaglia civile per difendere la loro dignità. Io posso non condividere le loro scelte, ma so che loro e quelle come loro, quando hanno un rapporto con un'altra persona, nel loro caso con un uomo, anche se a pagamento, lo fanno perché lo hanno deciso loro e potrebbero dire di no e si riservano il diritto di dire di no. Il discorso che noi facciamo quindi non è, come ci accusa Giuliano Ferrara, un discorso moralista, non è un discorso, scusate, di mutande. Delle nostre mutande ognuno faccia quello che vuole. E cerchiamo di avere in questo oceano di opinioni dei punti fermi che siano dei punti etici, perché etica e morale sono una cosa completamente diversa dal moralismo e dall'essere bacchettoni. Io vi vorrei ricordare che la famosa contestualizzazione della bestemmia, che ha ferito i credenti e i non credenti, si era contestualizzata nell'insulto a una donna che non veniva attaccata per le sue idee, per la sua azione politica, per una divergenza di opinioni, ma veniva attaccata in quanto, fra virgolette, brutta, fra virgolette, vecchia. La battuta, la signora Rosy Bindi, che è più bella che intelligente, è una delle cose più infami che sia stata detta non a lei donna, ma a tutte le donne, anche alle più giovani,
perché la giovinezza non è eterna, anche la più bella adolescente, anche l'altro giorno ho rivisto dopo tanto tempo un film che ai suoi tempi mi aveva stretto il cuore, qualcuno di voi se lo ricorda, Pretty Baby, un film di Louis Malle interpretato da una giovanissima Brooke Shields che è nata e cresciuta in un bordello di New Orleans. Appena raggiunta la pubertà viene dalla madre e dalla proprietaria del bordello messa all'asta e portata su un vassoio nuda davanti a dei vecchi bavosi ma molto ricchi, che uno dei quali se la aggiudica all'asta e se la porta su nelle camere da letto. Oggi Brooke Shields è una bella signora di una certa età. Anche per lei il tempo è passato, anche a lei qualcuno potrà dire che è più bella che intelligente. Questa è una cosa che colpisce tutti, uomini e donne, e spesso gli uomini che invecchiano, ne abbiamo un modello, Principe, sono veramente più schifosi di una donna anziana. Io però vorrei a questo punto uscire dal discorso ragazze di oggi. Vorrei invece parlarvi un attimo delle ragazze di ieri, delle ragazze delle mie coetanee. Io sono stata una donna fortunata e credo che questo io lo debba a molte donne che mi hanno formato e anche fermato quando era necessario. Non mi ricordo più chi ha detto siamo dei nani sulle spalle dei giganti. Ci sono delle donne giganti nel mio passato e nel passato della mia generazione, e devo dire che in Sardegna ne abbiamo avuto tante. Si parla del matriarcato femminile, c'era un articolo di Dessì, anzi era una trasmissione radiofonica degli anni 60 che aveva fatto per la radio, in cui diceva che in Sardegna ci sono due razze, le donne e gli uomini, e che la razza delle donne era più forte, più coraggiosa, più attiva, più imprenditrice e via dicendo che non quella degli uomini. Non per niente, e cito Dessì, i due grandi uomini della Sardegna sono due donne, Eleonora d'Arborea e Grazia Deledda. Questo è Dessì, non sono io. Mi perdonino gli uomini presenti, che sono molto numerosi e che ringrazio di essere con noi. Non parlerò di Grazia Deledda, ma di Eleonora d'Arborea voglio ricordare solo una cosa. Siamo nel 1300, anni bui, nei quali lo stupro veniva monetizzato, pagato, indennizzato. Cielo d'Alcamo nel suo contrasto, Rosa fresca o lentissima, fa dire a un certo punto all'uomo che minaccia la ragazza di stupro, e lei dice ma ci metto in mezzo i miei fratelli, e lui risponde: se i tuoi fratelli viennoci, e che mi possono fare? Una difesa mettoci di 2000 angostari. Cioè io sono ricco, ho 2000 monete con la testa di Augusto e questa è la mia difesa, e quindi ti posso fare tutto quello che voglio. Eleonora d'Arborea, pochi decenni dopo, scrive che comunque lo stupro non è un fatto privato fra lo stupratore e la donna, ma è un delitto contro lo Stato, e infatti va denunciato a Sa Camera Nostra e l'indennizzo e la multa va pagata allo Stato. Alla donna, l'uomo non può, il delitto è uguale che la donna sia sposata, che la donna sia fidanzata, che la donna sia vergine oppure no. La verginità non è più la non verginità non è più una scusa per lo stupratore, come lo è stata in Italia fino ai tempi di Francaviola, fino all'infame difesa ai tempi del delitto del Circeo. E la cosa molto bella che dice Eleonora d'Arborea è che se la donna non è sposata,
lo stupratore può estinguere il delitto non sposandola lui, ma procurandole un marito che le piaccia, che plaquiat a sa femmina, c'è scritto nella carta del logo, e dotandola secondo la sua condizione. Quindi questo, siamo nel 1300. Questa è una gigante. Inoltre, contro gli abusi del potere, Eleonora d'Arborea ha diverse leggi per l'omissione di atti d'ufficio, per il notaio infedele, cioè ha considerato che chi ha il potere, chi comanda, non è legibus solutis, come vorrebbe qualcuno, ma anzi deve rispondere molto più gravemente del privato cittadino. Per quanto riguarda le donne più vicine, io qua voglio ricordarne 3, ne potrei dire moltissime, ma che sono state le mie insegnanti al liceo. Una è Marcella Nigra, una donna brava, colta, coraggiosa, ironica, che ha avuto il coraggio, in anni in cui la città pettegola tagliava i panni addosso o perlomeno ti metteva la berlina e faceva la cionfra, come si dice, di sposarsi con un uomo molto più giovane di lei e di rimanere poi con lui in ottimi rapporti anche quando questo matrimonio, come lei aveva previsto, dopo anni di felicità aveva preso, i due avevano preso strade diverse. È stata mia insegnante di latino e greco, ci chiamava figlioline care, ci faceva ridere a lezione, ma non di lei, ci faceva ridere con lei e io le ho voluto molto bene. Un'altra persona con carattere completamente diverso, Margherita Secchi, che ci ha insegnato l'impegno del lavoro duro, la responsabilità, il fatto che una donna deve avere la forza di un uomo, ma non con la violenza contro gli altri, ma il dominio di se stessa per poter crescere. Un'altra persona, un'altra donna a cui ho voluto molto bene, che è morta quest'inverno, è Suor Irene Mameli, che è stata per anni la superiora del rifugio delle bambine abbandonate, il rifugio di Gesù Bambino, che si chiamava rifugio delle bambine abbandonate, che ha tenuto le sue bambine come in una vera famiglia e che le ha fatte tutte studiare, o perlomeno tutte quelle che ne avevano voglia. Non le ha destinate, come era in origine la funzione del rifugio di Gesù Bambino, a fare le domestiche, perché così era nato, con quella missione, tra virgolette, il rifugio, ma ha fatto loro prendere una specializzazione. Molte di loro oggi sono delle stimatissime infermiere, caposala, eccetera, e credo che quando è morta Suor Irene ho visto che le si sono strette attorno e che l'hanno riconosciuta veramente come una madre. Anche lei una madre austera e allo stesso tempo capace di ironia. Poco prima di morire scherzava con una delle sue ragazze ormai cinquantenne e la ragazza le diceva: ma si ricorda quando io volevo la minigonna e lei non me la voleva far mettere? E la suora sul letto di morte che ridendo le diceva: era una questione di centimetri, tu la volevi veramente troppo corta, fosse stata 2 centimetri di più io te l'avrei fatta mettere. E quindi anche questa donna io voglio ricordare, credo che tutte noi o molte di noi abbiamo avuto delle donne così alle nostre spalle. L'ultima donna sarda, non più grande di me, che io voglio ricordarvi, è per se stessa e per la storia tragica che l'ha vista protagonista, ma che ha un rapporto con quello che stiamo vivendo, è Emanuela Loi. Probabilmente sapete tutti chi è Emanuela Loi. 24 anni, poliziotta, scorta di Borsellino, colpita vicinissimo al suo giudice dell'attentato, fatta a brandelli dalla esplosione.
Emanuela era sarda, però lavorava in Sicilia. Quando la famiglia di Emanuela ha chiesto di averne i resti, non il corpo che non c'era più, i resti raccolti a pezzi in una busta di plastica e messi in una bara, ha chiesto di averli in Sardegna, ha dovuto pagare il biglietto d'aereo e il trasporto della bara, mentre a centinaia belle ragazzine, minorenni o maggiorenni, volavano gratis verso la Sardegna con aerei di Stato gratuitamente. Ho quasi finito. Ora questa io non so se può essere una prova che abbia il suo peso in tribunale, ma nel cervello, nel cuore, nella mente di tutte le persone lo deve avere, di noi sardi in particolare, che sappiamo cosa vuol dire venire in Sardegna, se siamo fuori o uscire dalla Sardegna, perché l'uomo è il viaggiatore, e quanto costa, nonostante la continuità territoriale che minacciano sempre di toglierci. Abbiamo una donna sarda che ha servito lo Stato e che è morta per la giustizia e per la legalità, uccisa dalla mafia, protetta da altri poteri, che deve pagarsi il biglietto. Quando Noemi, l'amica di Noemi e tutte le ragazze, ieri da poco, hanno pubblicato sul giornale le fotografie delle innocenti vacanze scolastiche delle cinquantine di ragazzine a Villa Certosa. A me cosa facessero a Villa Certosa importa poco, ci sono però le fotografie del fotografo sardo che ci hanno fatto vedere un altro panorama. Ma che queste ragazze andassero e venissero gratis, anzi a spese nostre, delle nostre tasse, mentre noi dobbiamo pagare i nostri biglietti e mentre il corpo, i resti di Emanuela Loi hanno dovuto pagare il viaggio per tornare a essere seppelliti in Sardegna, io credo che dovrebbe veramente indignarci, e grazie.